Questo è il complesso di Via Deora a Montagnana. Questa è la centrale termica che fa rumore, quindi usa energia, usa gas, ma non fa freddo. Qui siamo al caldo praticamente dall'inizio dell'estate, non è mai andata. L'Ater non risponde più ormai e i tecnici che vengono dicono che c'è una rottura grande e che tocca all'Ater decidere se aggiustare o no. Noi però intanto stiamo al caldo. Questa è la testimonianza del signor Pierluigi, uno dei residenti del complesso Ater di via De Gora a Montagnana. 30 famiglie in ostaggio del caldo, con bambini e malati cardiopatici che devono combattere con temperature in casa anche di 32 gradi. Io sono qua in casa con il vento, ma cosa fa un ventilatore? Niente, anche solo quel poco di caldo che c'è, però a sentire, guarda, adesso sto guardando qua il termometro che c'è in cucina, 31 gradi mi segna. Cioè, non si può, eh? Cioè, ci mettono proprio in una situazione, non riesco neanche io a spiegarla come può essere, capito? Ma non si respira, non si vive. Sua moglie mi ha detto oggi vado a mangiare fuori perché mio marito non cammina. Io il forno per farlo mangiare o il fornaio, come vuol dire, non lo accendo, perché non si può stare in casa anche con il fornaio acceso per preparare i pasti. Gli inquilini nei prossimi giorni incontreranno anche il sindaco di Montagnana, ma chiedono un intervento all'Ater a cui anche noi andremo a chiedere una risposta. Allora, ho sentito ieri che hanno detto che l'Ater ha detto che ci sono problemi, che però loro non hanno nessuna intenzione di riparare le caldaie. Vabbè, e noi ora cosa dobbiamo fare?